Io mi chiamo Don Max, Monpera Max, un sacerdote diocesano di Ambustra. E ormai sono 7 anni qui in questo luogo dove c'è questo centro psichiatrico. È stato cominciato 7 anni fa. E all'inizio non abbiamo neanche pensato di fare questo, però il problema che esisteva mi ha spinto di prendere le iniziative personali per recuperare tutti i malati mentali, soprattutto quelli che non ce l'hanno nessuno. Quindi l'ho recuperato e la diocesi mi ha dato questa casa per poter accogliere questi malati senza famiglia. Loro girano dappertutto in città, quindi ormai adesso ci sono 35 malati e normalmente dovrebbe essere gli uomini, ma purtroppo a causa del problema, non lo so come ha fatto la società, ma ci sono le donne che quasi 2/3 dei malati sono donne. E impreviso per me, però ho dovuto, perché sono persone uomini, quindi l'ho accolto anche le donne. E così abbiamo dovuto anche 2 anni dopo dall'inizio abbiamo dovuto anche fare l'estensione della casa. Abbiamo costruito un'altra casa per separare gli uomini e le donne. E come persona che fa il servizio qui, all'inizio ero da solo, ma piano piano ci sono che benevoli, le persone benevoli e altre persone non ce n'è. È una cosa che è triste anche, che fino adesso anche loro sanno bene che c'è questo centro, il governo non ci aiuta, non ci aiuta il governo, neppure la Chiesa. Comunque la Chiesa mi dà anche per mangiare a me personalmente, ma mica ai malati. E questa è la nostra situazione adesso. Per fortuna la terra è grandissima, noi lavoriamo la terra e possiamo sopravvivere con il nostro lavoro, perché i malati dopo 2 o 3 mesi di stare qui riescono a lavorare, ad esempio le semenze, le vanghe, gli attrezzi per lavorare la terra, allora possiamo vivere tranquillamente senza. E poi una cosa mica strana, ma io lo sapevo già, perché quando, anche se non usiamo le medicine, tutte le medicine psichiatriche, no, va bene anche se con il nostro stile di vita familiare, i malati si mettono a posto. E questo è bellissimo. Quindi anche se non c'è nessuno che ci aiuta, noi lavoriamo, perché loro lavorano, i malati, loro lavorano. Quindi basta che se c'è qualcuno che ci aiuta per le semenza, sì, anche come si chiama, le metalli, così anche le vango, come dicevo, le ratri. Ci sono dei cristiani che vengono qui dentro, portano dei vestiti usati per i malati qui dentro, e ogni settimana loro passano qui anche per lavare, come si chiama, lavare dei vestiti sporchi, per fare la doccia ai malati. Questo è bellissimo. Anzi, perché questa casa qui deve essere come accoglienza e anche pastorale, che vengono qui a imparare della casa della carità, quindi
cioè imparato da Don Mario, cioè una casa pastorale. Quindi anche se non è casa della carità, è un stile della casa della carità che noi viviamo qui, è uno stile familiare, per coinvolgere i cristiani, i parrocchiani. E questo funziona benissimo, mi piace. Ormai 7 anni che sono qui, però 30 anni di vita sacerdotale, in questi 7 anni mi sento di più che... Per esempio, noi vediamo qui delle ragazze, le donne, loro erano sparse sulla strada e ho dovuto correre perché non è possibile vedere delle donne così sparse sulla strada. E piano piano adesso in totale 25 donne, il resto sono gli uomini, ma le donne sono tantissime. E questo in una camera con loro stanno insieme. E non sappiamo neanche da dove viene. Avete visto, noi viviamo delle povertà estreme che non sappiamo come fare, perché come ho detto prima, lo Stato non c'è. Perché anche qui ci sono i bambini piccolini e questi sono abbandonati anche per strada, anche per quello che io ho preso, anche questo. Ci sono 5 piccolini e questo è il più grande questo l'hanno buttato 2 anni fa che l'ho preso qui da me. Questo qui è 2 mesi, cioè appena nato l'hanno buttato via e poi l'ho preso. Noi l'abbiamo fatto perché in questo posto, in questo centro non c'è acqua, non c'è la luce e l'acqua però l'abbiamo sistemato questo, quindi non abbiamo proprio, solo ci manca il sistema di pompage. Quindi questo facilita moltissimo, se c'è una maniera di pompare l'acqua, così possiamo usare tranquillamente per la doccia, per il gabinetto, ma fino adesso non c'è niente da fare. E la luce è chiaro, non c'è niente, ma noi usiamo quelli a pannelli, poi anche lampe a petrolio. Sarebbe bella se il corrente arriva qui perché non è lontano, si vede da qui il filo, il conduttore del corrente in città si vede da qui, però ho chiesto che costa tantissimo per fare arrivare qui la luce, anche questo ci vuole tanti anni. Comunque quello che è importante per noi è il mangiare e il vestire, basta, il resto ci accontentiamo. Speriamo che i parrocchiani anche qui in Italia, se ci pensano un pochino, che ci sono tanta gente che soffrono, che vivono in tremendamente poveri. Siamo qui in un altro angolo. Abbiamo visto là in cima che quel più alto, quella è la casa delle donne le donne che abitano là, e poi eravamo troppo stretti, poi bisogna separare anche le donne e gli uomini. Abbiamo costruito questa qui e gli uomini sono in questa casa e sono già pieni. Avete visto che adesso non c'è neanche il muro per custodire, se no loro scappano, anche quello bisogna fare. E piano piano
perché le effettive aumentano sempre, perché non possiamo neanche non prendere quelle che si vede, non c'è nessuno, dobbiamo prendere. Quindi adesso sto facendo un'altra casa nuova, è appena costruita, per accogliere nuovi ospiti. L'avete visto là su? Quella è la casa prima, fatta tutta in legno, però come vedete all'interno abbiamo dovuto abbandonare, fare un muro duro, la casa più grossa per freddo. E quello 5 anni fa l'abbiamo l'ultimo usato. Il terreno c'è, però ci manca il mezzo per costruire la casa.